Buonasera, un caloroso benvenuto a tutti e a tutte da parte mia, dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti e soprattutto del Presidente, professor Andrea Rinaldo, che si scusa ma non è potuto essere qui. Riprende con l'autunno il ciclo Parole e Immagini, i due volti del mito, ideato da Maria Grazia Ciani e Francesca Ghedini, che attraverso la doppia lente di ingrandimento dello studio della tradizione letteraria e dell'apparato iconografico intende ricostruire vite e personalità di eroi ed eroine del mito e dell'epos. Nei precedenti incontri sono state illustrate le affascinanti figure di Medea, Arianna, Fedra, Elena di Troia e Orfeo. Per chi avesse piacere, le registrazioni di questi precedenti incontri sono disponibili nel nostro canale YouTube, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale. La serie di incontri che si apre oggi prevede 3 appuntamenti con cadenza bisettimanale. Oggi, 15 ottobre, Francesca Ghedini ci parlerà di Ifigenia, la donna che visse 3 volte. Il 29 ottobre Monica Baggio illustrerà la figura di Proserpina, la regina degli inferi. Infine, il 12 novembre, di nuovo Francesca Ghedini ci parlerà di Circe, la maga. La relatrice di oggi non ha certo bisogno di presentazioni, ma mi piace ricordare brevemente che è professoressa emerita di archeologia classica dell'Università di Padova e membro del Consiglio di Presidenza di questo istituto. Ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni su libri e riviste specializzate, nazionali e internazionali, monografie e numerose curatele. Tra le pubblicazioni mi limito, me ne scuso, a segnalare, visto appunto i temi affini a questo ciclo, 2 volumi usciti per i tipi di Marsilio. Nel 2023, Maledette, la stirpe di Venere, le donne del mito, e recentemente appunto Ifigenia, le 3 vite di una donna diventata mito. Non vi rubo un minuto di più, vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola alla relatrice. Grazie Sebastiano, scusatemi, sono un po' affannata perché ero in ritardo, ho trovato traffico in autostrada e avevo paura di non arrivare in tempo, quindi adesso bisogna un attimo che riordini le idee. Allora, per riordinare le idee, innanzitutto rispondo a delle domande che mi sono state fatte quando ho presentato questo libro e ho presentato in genere queste biografie femminili a cui adesso mi sto dedicando. Mi hanno chiesto ma a cosa servono queste biografie femminili? Ecco, la risposta è abbastanza semplice. Il mito non è soltanto una fantasia, ma è lo specchio pur alterato della realtà sociale nell'ambito della quale questi miti sono stati creati. E quindi attraverso questi personaggi del mito si riescono a cogliere alcuni aspetti della vita delle donne. In particolare mi sto concentrando sulle biografie femminili perché l'archeologia è arrivata con ritardo a questi studi di genere, cioè gli studi sulla condizione femminile nel mondo antico, che sono stati appannaggio fin dagli anni 70, soprattutto del mondo anglosassone, sono stati poi molto praticati da personaggi di grandissimo spessore scientifico come Eva Cantarella, che però è una storica del diritto antico. Poi sono stati, praticati da storici, filologi, filosofi. Gli archeologi sono stati un po' a margine, invece io vorrei con queste conversazioni far vedere come l'archeologia sotto questo specifico aspetto, le immagini, le raffigurazioni, gli affreschi, le statue, eccetera, possa essere utile per comprendere alcuni aspetti di questo universo femminile che ancora ci sfugge. Perché Ifigenia, poi, la seconda domanda a cui intendo rispondere? Ifigenia non è personaggio notissimo rispetto a quelle che ho trattato in Maledette, che erano Circe, Medea, Fedra, cioè nomi che evocano ricordi scolastici e che ancora hanno un peso anche nel lessico quotidiano nostro, pensiamo a Circe per esempio. Ifigenia invece è meno nota, ma Ifigenia mi ha consentito di indagare gli aspetti familiari della vita della donna, mentre con le altre avevo indagato tutti gli aspetti dell'amore, amore incestuoso, amore colpevole, amore maledetto, amore infelice. Qui invece è la famiglia la protagonista.
e in particolare questo personaggio che all'interno della famiglia svolge un ruolo molto particolare, perché Ifigenia, a differenza di tutte le donne greche, il cui unico scopo era quello di sposarsi e fare figli, questo era il ruolo sociale della donna greca, Ifigenia è, ve lo leggo con le parole, ve lo dico con le parole di Euripide nell'Ifigenia in Tauride, poi ovviamente lo traduco, è agamos, ateknos, apolis, afilos, che vuol dire senza nozze, senza figli, senza patria, senza amore. C'è una donna veramente emarginata che ci consente però di entrare nell'intimo del suo animo. Devo dire che cito sempre diciamo, la sequenza greca, perché con quell'alfa privativo e quelle parole trisillabiche, secondo me è molto, ma molto più incisivo di quello che possiamo fare noi con l'italiano. Inoltre, attorno alla Ifigenia si svolgono le vite di altre donne che hanno altre caratteristiche e mi hanno consentito appunto di fare una passeggiata. Ancora 2 parole sul metodo di lavoro che uso. Il metodo di lavoro che uso è lo specchio del titolo di questo ciclo di conversazioni, parola e immagine. Quindi le fonti letterarie e tutto il repertorio iconografico. Coniugando questi 2 grandi contenitori di realtà antica si riesce a cogliere alcuni aspetti che uno solo di questi 2 filoni non consentirebbe di cogliere. Allora, questo è l'immagine, il titolo del libro che appunto citava Sebastiano, che ho pubblicato con Marsilio. Però prima di cominciare a parlare di lei volevo farvi vedere altre 2 cose, perché io avevo proposto un altro titolo, che era La fanciulla, la cerva e la dea, o un altro ancora che mi piaceva più di tutto, che era La dea, la vergine e il sangue, perché la cerva e il sangue saranno fondamentali nel discorso che faremo. Naturalmente voi lo sapete benissimo, gli editori scelgono titolo e copertina e gli autori non hanno nessuna voce in capitolo. Devo dire che non è male neanche Le 3 vite di una donna diventata mito, però insomma a me piacevano di più quegli altri. Allora, questa l'abbiamo già fatta. Ifigenia ci consente di fare una passeggiata attraverso 3 vite, 3 paesaggi, 3 epoche. Allora, Ifigenia, penso che lo ricordiate, è la figlia primogenita di Agamennone e di Clitennestra, nasce nella reggia di Micene con un futuro già tracciato di grande principessa, di successi diciamo sociali, di matrimoni importanti, un futuro tracciato che poi si interrompe, vedremo come e vedremo perché. Quindi la prima parte della sua vita lei la svolge a Micene e ho cercato di ricostruirla con pochissime fonti e con qualche immagine, ma immagini per lo più di repertorio. La seconda parte della sua vita è in Tauride. La Tauride è l'attuale Crimea, tristemente nota alle cronache. Allora, il tempo in cui gli autori su cui mi sono basata scrivevano, che sono soprattutto i tragici, Eschilo, Sofocle in maniera più marginale, Euripide, che a Ifigenia dedica ben 2 tragedie, l'Ifigenia in Tauride, appunto, e l'Ifigenia in Aulide. La Tauride era nell'immaginario greco un paesaggio, cioè un luogo lontano, pericoloso, pieno di un mondo diverso dalla civilizzata greca. E lei si ritrova a vivere per gran parte della sua maturità in questa realtà. E la fine della sua vita invece la svolge di nuovo in Grecia, ma non
a Micene o nella sua patria, ma a Brauron. Brauron è un santuario in Attica dove le fanciulle venivano educate a diventare donne. Quindi già cogliete l'ironia la legge, diciamo, del contrappasso di questa sua vita. Lei che ha vissuto senza amore e senza famiglia, educa le fanciulle a diventare donne. Allora, cominciamo così con il presentarla un pochino, perché molti di voi la ricordano, ma come dicevo non è un personaggio centrale. Questa sua vita a Micene è la vita delle principesse micenee. Ora io ho scelto, per ricordare a chi ha occasione di andare spesso in Grecia, questa foto aerea di Micene, che fa vedere appunto nella parte inferiore i luoghi sacri, le abitazioni dei sacerdoti e dei funzionari, il palazzo, eccetera. E qui ho cercato di ricostruire la sua vita puntando soprattutto sugli aspetti dell'educazione delle fanciulle, educazione che si articolava intorno a due grandi poli, che erano la tessitura fondamentale, perché diciamo, il fuso, il telaio sono il simbolo della donna di casa, della donna che svolge nella maniera migliore il suo ruolo, e il canto e la danza, perché effettivamente era l'altro aspetto in cui educavano le fanciulle. Ifigenia ha una sorella, anzi ha due sorelle in realtà, la sorella Elettra, che lei ama molto, poi c'è una Evanida Crisotemi, che appena di cui sappiamo soltanto il nome. E poi finalmente, quando lei ha 12-13 anni, cioè quando lei è pronta per sposarsi, perché voi ricordate che il matrimonio delle fanciulle in Grecia, e ahimè anche a Roma, era intorno ai 14 anni. 14 anni uscivano di casa e diventavano spose. E questo, devo dire, ho fatto recentemente una lezione agli studenti di quinta ginnasio, devo dire che le ragazzine giustamente mi guardavano con gli occhi tondi, perché 14 anni oggi sono proprio veramente ancora, se non bambine, comunque immerse in una realtà diversa. E finalmente, finché lei ha 12-13 anni, arriva questo desiderato erede che si chiama Oreste. Subito dopo però questa sua tranquilla vita che lei appunto svolgeva, qui c'era anche l'immagine della Porta dei Leoni, della fonte Perseia, questa sua tranquilla vita viene interrotta da che cosa? Viene interrotta dalla più tragica e sanguinosa guerra che l'antichità ricordi, dalla guerra di Troia. Cos'era successo? Allora, sempre per avere il quadro familiare, abbiamo detto figlia di Agamennone e di Clitennestra. Agamennone è il fratello di Menelao e Clitennestra è la sorella di Elena. Quindi questo incrocio di famiglie, scusate. Allora, questo incrocio di famiglie fa sì che quando Elena abbandona il marito fuggendo verso Troia con il bellissimo principe, è bellissima una frase, scusatemi, una frase che Ecuba dice, mi pare, nelle Troiane. Dice: è inutile che cerchi scuse, mio figlio era bellissimo e tu te ne sei innamorata e quando l'hai visto deliravi dal desiderio, quindi lei perde la testa completamente. Va detto che forse non è neanche del tutto colpa sua, perché voi sapete che le divinità intervenivano molto, soprattutto Afrodite, in queste storie di amori colpevoli. Elena scappa. Una cosa che mi ha colpito molto è che Elena scappa col malloppo, nel senso che Elena scappa non solo abbandonando il marito e la figlia Ermione, ma scappa con le ricchezze di Sparta. Cioè, i vasi la mostrano appunto mentre seguita o da un carro carico di masserizie o da servi che portano dei grandi sacchi, eccetera. Comunque non è quello che turba Menelao. Menelao e tutta la Grecia sono offesi dalla grande fuga di questa donna, ma soprattutto sono offesi perché Paride, lo ricordate, era ospite di Menelao
e tradire il vincolo di ospitalità era una delle cose più gravi che potesse accadere nel mondo antico. Quindi Paride se la porta via, innamoratissimo lui, innamorata evidentemente lei, e Menelao va da suo fratello. E siccome tutti i principi greci avevano firmato un patto al momento del matrimonio di Elena, che consapevoli che era così bella che poteva, diciamo, attirare l'attenzione anche di stranieri, avevano firmato un patto che avrebbero difeso l'onore di Elena e di Menelao e della Grecia soprattutto, perché qua era un fatto proprio di grecità contro barbarie. E quindi Agamennone accetta di guidare questa spedizione che, come ricordate bene, durerà 10 anni, onde infinite addusse lutti agli Achei, come recita la traduzione che ci facevano imparare a memoria una volta di Monti, di Vincenzo Monti. E in questo momento partono tutti e vanno dove? Vanno in Aulide. Aulide è una zona nella Beozia settentrionale, dove c'è un braccio di mare che separa la Grecia dall'Eubea, dove alla fonda c'erano centinaia di migliaia di navi. Se qualcuno ha voglia si legge la descrizione delle navi nell'Iliade, che è pazzesca veramente, perché descrive le navi, descrive gli stemmi delle varie città, eccetera. E lì si trovano appunto tutti in attesa di partire. Ma il vento tace, le correnti sono ferme, la flotta non riesce a partire. Cosa era successo? Era successo che qualche tempo prima Agamennone, durante una caccia al cervo, aveva ucciso da grande distanza una cerva e aveva avuto la malaugurata idea di dire: neanche Artemide, che era la dea della caccia, sarebbe stata capace di tanto. Artemide l'aveva sentito e aveva deciso di vendicarsi. A questo punto, nel momento in cui devono partire per Troia, i venti tacciono, il mare è fermo, l'esercito deve interrogare per forza l'indovino, che è Calcante. L'indovino Calcante, timoroso di dare la risposta, dice: guarda, Artemide non ci consentirà di partire fin tanto che tu non sacrificherai la cosa più cara che hai, ed è tua figlia primogenita. Qui devo dire che i tragici greci, che sono capaci di entrare nell'intimo dei sentimenti dei loro personaggi, sono molto più bravi quando tratteggiano i personaggi femminili che quelli maschili. L'Agamennone di Eschilo è proprio tagliato con l'accetta. Lui dice subito di sì e non si discute. Anche l'Agamennone della prima Ifigenia, quella in Tauride, è deciso a sacrificare la figlia senza tanti ripensamenti. Diverso è quello in Aulide. In Aulide c'è un passo molto bello in cui si coglie questa, diciamo, lotta interiore del padre che da un lato non vuole sacrificare la figlia, ma al contempo è il capo della spedizione e deve vendicare l'onore della Grecia. Fatto sta che Ifigenia sta tranquilla a Micene mentre l'esercito è fermo in Aulide, e a un certo punto decidono che devono farla venire. Ma come farla venire? Non possono mandare qualcuno a dire: beh, vieni che ti sacrifichiamo per farci partire. E Calcante si inventa, no, Odisseo, solito Odisseo, si inventa un marchingegno, dice: manda un messo e di che è pronto un matrimonio, si sposerà con Achille, col più forte dei greci. E naturalmente vanno a prendere la ragazza, Clitennestra è felice perché è un matrimonio veramente di grande spessore, ma è un matrimonio fittizio. Quando Ifigenia arriva lì, ecco, qui un'altra cosa volevo dirvi. In questo caso voi sapete che le fonti greche e anche l'iconografia greca e anche quella romana ci forniscono spesso delle versioni discordanti, e ovviamente se uno vuole scrivere un
fra virgolette, romanzo, deve scegliere una strada. Quindi è chiaro che io ho dovuto scegliere fra le varie versioni dell'atteggiamento di Ifigenia, di Agamennone, eccetera, per cercare di dare un percorso abbastanza coerente. Comunque, quando Ifigenia arriva quando Ifigenia arriva in Aulide, c'è questo incontro con il padre che avviene nella tenda del padre, e questo mosaico rinvenuto in Asia Minore, vedete che è un allestimento teatrale, quindi chiaramente fa riferimento a uno spettacolo teatrale dove veniva data l'Ifigenia, probabilmente l'Ifigenia in Aulide. Sulla destra voi vedete Agamennone vestito con lo scettro che lo caratterizza come re, e sulla sinistra c'è Ifigenia velata come una sposa, perché lei viene chiamata per sposarsi e quindi si presenta nell'abbigliamento tipico delle spose. Qui il velo è bianco, in realtà il velo delle spose in Grecia era color zafferano. E qui avviene il primo scontro, quando lei scende dal carro che la trasportava e vede il padre con il viso inondato di lacrime, non capisce. E qui c'è un dialogo veramente merita di essere letto, giocato sull'equivoco, perché lei dice: perché piangi? In fondo mi sposo solo. E lui dice: ma sì, ma io ti perdo. Quindi c'è giocato fra l'equivoco fra le nozze che lei crede di fare e la morte che lui sa che le dovrà comminare, e anche tutta l'iconografia è spesso giocata su questo gioco matrimonio, sì, ma matrimonio con Ade, che è il dio dei morti. E qui lei, quando capisce di dover morire, pronuncia alcune frasi molto commoventi, lo scongiura di non farla vivere nelle plaghe sotterranee. Vivere male è meglio che morire bene. Qui c'è un eco di Achille agli inferi. Molti di voi ricorderanno che nell'Odissea, quando Ulisse scende agli inferi e incontra Achille è corrucciato, lui gli dice: ma guarda, sei il più grande eroe, tutti ti nominano, e lui dice: vivere male è meglio che morire bene. E poi cerca di commuoverlo. Sono stata la prima a chiamarti padre, sono stata la prima a accarezzarti, sono stata la prima che hai tenuto sulle ginocchia. Poi però capisce: tanto non ti lascerai persuadere. E subito dopo, e poi vedremo le immagini, perché da un lato c'è l'atteggiamento di lei riluttante, che giustamente a 14 anni non ha nessuna voglia di morire. Poi però c'è questo sussulto di dignità che le fa dire: di questa vita io faccio dono alla mia patria, sacrificatemi, distruggete Troia. Quindi c'è un contrasto all'interno stesso di Ifigenia, che poi però capirà che morire è un attimo, vivere in esilio è invece una sofferenza assai superiore. Questi due aspetti, l'Ifigenia riluttante, costretta e trascinata al martirio, e l'Ifigenia consenziente che accetta di morire, trovano riscontro anche nel repertorio iconografico, sia di ambito greco. Questo è abbastanza rovinato, ma però è abbastanza interessante, perché fa vedere il sacrificante al centro, di fronte a un altare rustico, perché non sono in una città, sono in un accampamento pronti a partire. Dalla sinistra, qui non si vede bene, ma c'è un uomo che la trascina verso l'altare, però sulla destra c'è un personaggio, perché quello che non vi ho detto fino adesso è che poi la cosa non finisce così tragicamente, perché il personaggio sulla destra, che tiene in mano un piccolo cerbiatto, vedete la cerva che avevo voluto mettere nel titolo, è Artemide, perché Artemide esige da Agamennone il sacrificio supremo del sacrificio della figlia, però poi decide di salvarla.
E non diversa è cioè diversissima dal punto di vista della costruzione dell'immagine, ma non dal punto di vista del significato, è questo affresco romano che mostra Agamennone disperato, col capo coperto, e qui c'è una notazione interessante da fare perché c'è un quadro di Timante che raffigurava proprio il sacrificio di Ifigenia. E Plinio lo descrive dicendo che appunto Timante aveva rappresentato Menelao triste, Odisseo triste, Menelao disperato, e quando era arrivato a rappresentare il dolore di un padre per la morte della figlia, non era stato capace di renderlo e gli aveva coperto il capo. E qui nel quadro, nell'affresco pompeiano, vediamo appunto Agamennone con il capo coperto. E lei, trascinata da Ulisse e forse Diomede, ma non è chiaro, verso l'altare che è qui sulla destra, che non si vede. In alto, nel cielo, abbiamo Artemide e una ninfa che porta la cerva che verrà diciamo, a sostituire la sacrificanda. Ecco, e Eschilo nell'Agamennone dà una descrizione molto cruda di questo momento, e lei stessa che racconta: fui afferrata, no scusate, nell'Ifigenia in Tauride, fui afferrata, sollevata al di sopra della pira e sgozzata con la spada. E lo stesso invece nell'Agamennone racconta che nel momento in cui viene trascinata verso l'altare lascia cadere a terra le vesti tinte di croco. Vi ricordate che ho detto che il velo della sposa era color zafferano, cioè color del croco? Lei va a sacrificarsi vestita ancora come una sposa, perché era andata per sposare Odisseo, e colpisce ciascuno dei sacrificatori con lo strale commovente dello sguardo. Ma poi c'è invece l'altra Ifigenia, la consenziente, e questa è una delle immagini che io amo di più anche per la abilità del ceramografo nel costruire la scena. Vediamo Ifigenia, dobbiamo immaginarcela, allora questo prato in Aulide, l'altare sotto una palma, sappiamo che l'altare era sotto una palma perché poi Pausania ce lo descrive, e l'esercito in armi e questa fanciulla che cammina da sola, perché lei le avevano detto ti accompagna la nutrice, no, dice voglio andare da sola, cammina da sola verso l'altare dove dove sacrificherà la sua vita. Alle spalle di questa fanciulla cosa si intravede? Il muso di una cerva, gli anteriori dell'animale e i posteriori dell'animale. Quindi mentre nei precedenti immagini la cerva era o in braccio a Artemide o in cielo pronta a essere sacrificata, qui c'è una sovrapposizione, e questa è la capacità straordinaria degli artigiani antichi, una sovrapposizione fra la fanciulla e la cerva. Si avvia verso l'altare e qui ho ripreso alcune delle frasi che vi ho detto prima, in cui lei interpreta al massimo la grandezza dello spirito greco. Tu mi hai generata non per te sola, ma per la Grecia tutta. E poi c'è questa frase agghiacciante che io direi, nel mio libro, nella scelta di Ifigenia, sono partita da questa frase: la vita di 1000 donne non vale quella di un uomo. Allora, quando all'inizio dicevo perché scrivere le biografie di questi miti greci, è perché secondo me questa Grecia che tutti noi amiamo, penso, a cui io ho dedicato la mia vita, questa Grecia che ci ha lasciato la filosofia, la storia, l'arte, che ci ha lasciato la luminosa Acropoli, eccetera, trattava le donne e gli stranieri in una maniera inaccettabile. Allora io credo che sia importante capirlo e farlo capire soprattutto ai giovani, perché secondo me capire il passato è un modo per fare in modo che non si ripeta, perché se una civiltà di quella qualità e di quella caratura ha potuto far dire a una fanciulla la vita di 1000 donne non vale quella di un uomo, e poi vedremo un'altra frase terribile, noi dobbiamo capire che bisogna difendere tutto quello che è la nostra civiltà, perché in qualsiasi momento
può naufragare. Comunque questa è poi di nuovo è giusto che siano i greci a comandare sui barbari, non i barbari sui greci, razza di schiavi questi uomini liberi. Questo è l'orgoglio greco in cui ci si può riconoscere o no, ma una cosa interessante, secondo me, è vedere come alle volte il percorso delle immagini segue delle tracce differenti rispetto a quello della letteratura. Per esempio, questa raffigurazione che mostra il momento in cui a Ifigenia viene tagliata non la testa, ma una ciocca di capelli da parte di Calcante, lo vediamo qua anche in un disegno che riproduce una pittura pompeiana, è un passo che nei tragici greci non c'è. C'è solo un accenno nell'Ifigenia in Tauride, quando lei incontra Oreste e ricorda la ciocca di capelli che le era stata tagliata e che lei aveva mandato alla madre in luogo del suo corpo. Questa immagine, che è meno cruenta di quelle che abbiamo precedentemente visto, gode di una ininterrotta fortuna e la ritroviamo, pensate dove, in un cofanetto d'avorio rinvenuto nella cattedrale conservato adesso al British Museum, ma proveniente dalla cattedrale di Veroli del XII secolo. Ecco, questo è un altro discorso interessante, come la trasmissione delle iconografie si sviluppa. Allora, a questo punto noi abbiamo lasciato Ifigenia che si avvia verso l'altare del sacrificio. A questo punto cosa succede? Sul campo greco cala una nebbia fittissima e quando la nebbia si dissolve, Ifigenia non è più, ma sull'altare c'è una cerva bellissima. E per raccontarvelo ho usato le parole che il messo che Agamennone manda alla moglie, perché pensate che Clitennestra è a Micene, che aspetta notizie del matrimonio, ma intanto nel frattempo certamente qualche voce era giunta, e Agamennone dice: vai, avverti la madre che è andato tutto bene. D'improvviso il prodigio, dice il messo a Clitennestra, che il colpo di spada lo sentimmo distintamente tutti, ma nessuno vide la Vergine a terra. A terra giaceva una cerva, palpitante, grande e bella, e l'altare della dea appariva tutto cosparso del suo sangue. Ecco, a questo punto poi torneremo su questo aspetto, perché Clitennestra non crede a questa versione e sarà all'origine di tutta quella scia di sangue che insanguinerà il palazzo di Micene. Ma noi dobbiamo seguire la storia di Ifigenia. La ritroviamo dove? In Tauride. Questa fanciulla che dopo affronta la morte, diciamo consenziente o riluttante, ma comunque l'affronta ed è pronta a un certo punto a morire, si risveglia su una spiaggia lontana, sconosciuta, e dalla spiaggia vede in lontananza un tempio tutto adorno di teschi umani. Quindi immaginatevi come poteva essere la sua sensibilità. Si avvia verso questo tempio e viene a sapere che è stata graziata da Artemide, che però pretende che lei sia la sacerdotessa del suo tempio nell'ambito del quale si svolgono sacrifici umani. Legge del contrappasso, lei che doveva essere sacrificata sarà colei che non materialmente taglierà la testa ai destinati al sacrificio, ma comunque dovrà assistervi, dovrà fare le sacre aspersioni, eccetera. È una vita terribile che lei affronta e dove resterà in Tauride per 10, 12, 15 anni, per moltissimi anni. Per moltissimi anni, svolgendo questo lavoro terribile, costretta dalla necessità di essere stata nominata dalla dea stessa sua sacerdotessa. I Tauri, vi dicevo prima, era un popolo selvaggio che
praticava sacrifici umani e che comunque era lontanissimo dalla cultura greca. Però chi sacrificavano? Sacrificavano tutti coloro che per sventura arrivavano alle loro coste. Quindi spesso arrivavano anche dei greci. Lei durante tutta la sua, chiamiamola, prigionia in Tauride, cerca disperatamente di avere notizie della sua patria. Viene a sapere che la guerra di Troia è finita e che Agamennone è tornato a casa, e qua si ferma. Poi improvvisamente una notte ha un incubo terribile. Sogna cioè di essere ancora ragazzina nel palazzo di Micene, nella sua stanza, ma poi improvvisamente un terremoto terribile fa crollare il palazzo, resta solo in piedi una colonna. Chi è nel suo sogno quella colonna? Nel suo sogno quella colonna è Oreste, è il perno della famiglia, il maschio che appunto eredita la regalità del padre, e lei nel sogno questa colonna la asperge con l'acqua lustrale esattamente come aspergeva i sacrificandi. Quando si sveglia pensa che sia stato un sogno premonitore e che Oreste sia morto. E quindi quando la chiamano perché sono arrivati 2 nuovi prigionieri che sono approdati alle coste della Tauride, lei così pronuncia questa frase: mio povero cuore, in passato sei sempre stato mite e compassionevole con gli stranieri, perché lei tutto sommato quando arrivavano per essere sacrificati parlava con loro, addirittura cercava dava loro da bere una cosa che si chiamava nepente, che provocava una sorta di oblio per cui affrontavano la morte in una maniera meno drammatica. Ora invece, dice fra sé, quel sogno mi ha inasprita e dunque avrete il mio odio voi due. Un altro affresco pompeiano dove c'è Ifigenia che accoglie i 2 prigionieri legati, 2 eroi, si capisce subito che sono 2 eroi in nudità, la pelle abbronzata, temprati dalle fatiche della guerra, della caccia, degli esercizi fisici, ginnici, eccetera, e coronati, come era giusto che fossero coronati, 2 condannati al sacrificio. Ora, noi sappiamo chi sono questi 2 eroi. Questi 2 eroi sono Oreste, il fratello, e Pilade, l'amico di una vita, che sono arrivati lì perché Oreste, poi lo vedremo un po' meglio, ha ucciso la madre che aveva ucciso il padre ed era stato condannato da Apollo ad andare a prendere il simulacro della dea dei Tauri per portarlo in Grecia, perché quel simulacro della dea dei Tauri, che era il simulacro a cui venivano sacrificati i prigionieri, aveva un potere. Chiunque l'avesse posseduto sarebbe stato invincibile e quindi la Grecia doveva averlo. Ora, naturalmente, Euripide gioca su questo incontro, lasciando sospesi gli spettatori e i lettori per lunghe pagine, perché i 2 prigionieri dicono solo che vengono da Micene, ma non vogliono dire chi sono. E lei decide, nel momento in cui sente che vengono da Micene, decide di chiedere a uno dei 2, di salvare uno dei 2 e di chiedergli di portare una lettera a Oreste. Ma non dice il nome di Oreste, dice devo semplicemente portare una lettera. E qui c'è il gioco dell'amicizia, che sapete che per i greci l'amicizia era uno dei sentimenti più importanti. Achille e Patroclo, Oreste e Pilade, Teseo e Pirito sono dei simboli. I 2 amici fanno a gara per, diciamo, non per salvarsi, ma per morire. Dopodiché, alla fine però Oreste dice no, devo morire io perché sono io che ti ho portato qua, e Pilate accetta di portare la lettera che Ifigenia non aveva scritto, ma che per Ifigenia, questo è un elemento che mi ha colpito, era stata scritta da un greco, perché Ifigenia non sapeva scrivere, perché sapevano danzare, ballare, sapevano tessere, eccetera, ma la cultura alle donne non era, perlomeno in questa fase, non era consentita.
Nel momento in cui gli consegna la lettera dice: ma a chi la devo dare? E allora finalmente, colpo di scena, pensate al teatro, a Oreste. E allora c'è l'agnizione, il riconoscimento, la scena, diciamo, struggente di questi due fratelli che non si vedevano, perché lei era partita che lui era appena nato, quindi erano anni e anni e anni che non si vedevano, e la gioia di lei di averlo ritrovato. E a questo punto che cosa succede? Oreste gli spiega perché è lì e che cosa era successo in patria. E torniamo allora al momento in cui Clitennestra riceve la notizia e non le crede. Questo racconto non sarà poi una favola per consolarmi, dice al messo che le ha portato quella notizia che Ifigenia era scomparsa ma era salva. E nel suo cuore germoglia un risentimento acuto. Lei vuole vendicarsi di Agamennone che ha ucciso sua figlia. Agamennone è partito, Agamennone è a Troia, quindi tutto sommato non è una cosa immediata. E per 10 anni lei cova questo risentimento e pensa a come ucciderlo. Durante questi 10 anni caccia da palazzo Oreste, che era un rischio per lei perché era l'erede. Lei odia i figli di Agamennone, cioè non odia soltanto Agamennone, odia anche i suoi figli. Caccia Elettra, caccia Oreste, eccetera, e si accasa con un cugino di Agamennone che si chiamava Egisto, che aveva anche lui i suoi buoni motivi che non vi sto a raccontare, ne parliamo semmai dopo, per vendicarsi di Agamennone. E i due padroni del palazzo di Micene aspettano il ritorno. C'è una definizione di Clitennestra che vale la pena di ricordare, che ci dà Eschilo nell'Agamennone, la donna dal cuore maschio, perché Clitennestra è una donna fuori degli schemi del modello greco che noi conosciamo, e che sia fuori degli schemi lo dimostra questo vaso che fa vedere il momento in cui Egisto uccide Agamennone e lei alle sue spalle brandisce la scure. Ecco, la scure non è un'arma qualsiasi, è un'arma maschile, non è un'arma femminile. E lei la brandisce sia nel fondo di questa coppa, sia in questa. Nel fondo di questa coppa sta correndo verso il luogo del delitto e qui sta uccidendo Cassandra, perché Cassandra, Agamennone dalla guerra di Troia era tornato con Cassandra. Cassandra, lo ricordate, era la figlia di Priamo, la profetessa che per non aver concesso il suo corpo ad Apollo ne era stata punita con la dote della profezia, ma la condanna di non essere creduta. E Cassandra sapeva benissimo quello che sarebbe successo, ma non poteva fermarlo. E questa scena, devo dire, di una violenza, di una crudeltà tale. C'è Cassandra presso l'altare, presso l'alloro di Apollo, c'è il tripode di Apollo e lei che sta per ucciderla. In realtà le fonti le raccontano l'uccisione di Cassandra in un modo un po' diverso, cioè Cassandra viene prima ucciso Agamennone e Cassandra viene uccisa sul corpo di Agamennone, ed è Agamennone stesso che lo racconta sempre nell'Odissea a Odisseo, quando lui scende agli inferi, gli dice: sei fortunato ad avere una moglie come Penelope, perché la mia invece mi ha preparato questo agguato, e quando sono caduto non solo non mi ha chiuso neanche gli occhi, ma ha ucciso Cassandra sopra il mio corpo. Quindi tutta una scena di una crudeltà inaudita che non è riportata, diciamo, nell'iconografia vascolare. Ma a questo punto cosa succede? Clitennestra e Egisto regnano su Micene, ma Oreste, che era stato esiliato in Focide a casa di Pilade, capisce che deve prendere in mano la situazione. Va a Delfi, interroga l'oracolo di Apollo, e l'oracolo di Apollo gli dice: guarda che è necessario che tu uccida colei che ha ucciso, non dice tua madre, colei che ha ucciso tuo padre. Ovviamente per Oreste è una sentenza terribile, perché è chiaro che il matricidio è una colpa
grave. E infatti, però non può disobbedire a Apollo e torna a palazzo e, aiutato da Elettra, uccide la madre. In particolare trovo molto incisiva la raffigurazione di questo vaso, sia per la violenza che Oreste esercita sulla madre afferrandola per i capelli, che è un gesto tipico della violenza sul nemico sconfitto, sia per quel particolare di lei che gli mostra il seno, perché è la messa in figura di un passo dell'Elettra, non mi ricordo più se di Sofocle o di Euripide, mi pare quella di Sofocle, in cui lei gli dice: ma come osi trafiggere il petto che ti ha nutrito? E gli fa vedere il seno. Questo gesto del mostrare il seno è un altro dei gesti tipici della sottomissione delle donne, della richiesta di pietà. E comunque lui è costretto a ucciderla. A questo punto però le Erinni, che già vedete qui che stanno minacciandolo con i serpenti, le Erinni cominciano a perseguitarlo. E allora lui torna di nuovo da Apollo e gli chiede che cosa deve fare. E Apollo gli dice che deve andare a farsi giudicare dal tribunale greco dell'Areopago. È il primo giudizio che a noi sia pervenuto del mondo greco. È un giudizio in cui il popolo e le divinità assieme discutono sulla sorte da dare al colpevole. E questo è l'altro punto che mi ha veramente sconvolto. Deposti i sassolini nell'urna c'è la piena parità. Interviene Atena, interviene Apollo, che nega in radice l'apporto della madre alla formazione del feto. Tenetevi salde perché... Allora, questa è la frase che Eschilo fa pronunciare. Colei che viene chiamata madre non è la genitrice del figlio, bensì la nutrice dell'embrione appena seminato. È il fecondatore, Othroskon, che genera. Lei, invece, porta il seme a salvezza come una straniera nei confronti dell'ospite. Allora, quando io dico che bisogna studiarle queste cose per capire fino a che punto potevano arrivare i greci, e Dio mi guardi dal condannare la civiltà greca, perché la civiltà greca è la base su cui noi ancora oggi viviamo, però erano capaci di pronunciare una cosa di questo genere. Aristotele addolcisce un po', ma anche Aristotele sostiene che la madre non partecipa un pochino con il sangue, cioè dà un po' di nutrimento al feto, ma il figlio è del padre. E quindi arriviamo a Oreste, e quindi Oreste non è colpevole perché non è un delitto di sangue familiare, è un semplice delitto obbligatorio per la legge del taglione: lei ha ucciso tuo padre, io uccido te. Quindi viene salvato sulla base di questa frase, che dire aberrante è poco. Vabbè, ho fatto questa digressione perché bisognava capire cosa succedeva nel momento in cui i due fratelli si incontrano, e lei deve capire perché Oreste è andato là, perché Oreste non è andato a cercarla, non aveva la più pallida idea che lei fosse lì. Oreste è andato lì semplicemente perché doveva ottemperare all'ordine del Dio. A questo punto però c'è un problema. Come salvarsi? Mentre loro si riconoscono, eccetera, arriva il re dei Tauri, che si chiama Toante, che vediamo seduto qui sulla destra, e lei, e anche qui c'è una bella frase, lei ha un colpo di genio. Euripide dice: le donne sono molto astute quando vogliono. Lei dice a Toante che per lei aveva una vera devozione, perché lei per anni aveva espletato il suo ruolo di sacerdotessa, garantendo ai Tauri benessere e felicità. E dice: è necessario che i due prigionieri vengano purificati nelle acque del mare, perché
lui è un matricida e ha toccato con mani sacrileghe il simulacro della dea, e anche il simulacro della dea deve essere diciamo purificato, e con questa astuzia riescono a scappare. C'è un momento di una battaglia, perché mentre stanno proprio per montare sulla nave gli armati di Toante li raggiungono, ma loro oramai sono salpano e devono tornare ovviamente verso Atene. Adesso cerco di accelerare perché sono andata lunga, mi scuso. Allora devono tornare verso la Grecia, ma prima di arrivare in Grecia, questo ve lo faccio vedere perché secondo me sembra un fumetto, ed è l'illustrazione precisa di un evento importante, di un personaggio marginale nella nostra storia, ma invece fondamentale nella storia, diciamo, della guerra di Troia. Allora, vi ricordate chi è Criseide? Forse no. L'inizio dell'Iliade, l'Iliade inizia con la peste nel campo ad Atene, scusate, nel campo greco davanti a Troia. Questa peste era stata scatenata da Apollo perché il sacerdote Crise gli aveva chiesto di liberare Criseide, che era la schiava che era stata data ad Agamennone. Qui poi vi risparmio tutta la storia. Alla fine Criseide viene liberata, Agamennone si prende Briseide, Achille si arrabbia, eccetera, ma a me interessa far vedere che Criseide, liberata, fugge con il padre e si recano in una piccola isola del Mar Nero, dove arrivano proprio i tre fuggiaschi, Ifigenia, Oreste e Pilade, inseguite dalle truppe di Toante. Nel momento in cui Criseide vede Oreste, Criseide, che essendo stata la schiava di Agamennone, era rimasta incinta di Agamennone, chiaramente, questo non si discute neanche, e quindi questo sacerdote che aveva assunto il ruolo del padre Crise è il figlio di Agamennone. Lei non l'ha detto a nessuno, lei quando è rimasta incinta ha detto è stato il dio Apollo. Loro avevano questa fortuna, quando succedeva qualche cosa era sempre una divinità che era intervenuta. Il padre le aveva creduto e infatti il figlio di Agamennone era diventato sacerdote di Apollo. Nel momento in cui Criseide vede Oreste, capisce che Oreste è figlio di Agamennone e quindi è fratello di Crise. Questo è il momento, che secondo me è pazzesco, in cui lei si avvicina al figlio Crise, che sta parlando con Toante e sta decidendo di consegnargli i tre fuggiaschi, perché Toante gli dice hanno rubato il simulacro della dea, un furto sacro, sacrilego, doveva essere punito. E lei, facendoglieli vedere, gli dice guarda che quello è tuo fratello. E quindi Crise nega a Toante il permesso di entrare nel santuario. Vi faccio vedere un'altra cosa, perché studiare le immagini secondo me è molto divertente. Vedete questa pietra che c'è qui ai piedi della gamba, vicino alla gamba sinistra di Toante? Beh, questa è il limite del santuario. All'interno di questa pietra i fuggiaschi sono salvi, all'esterno di questa pietra i fuggiaschi possono essere presi. Nel momento in cui Crise nega il sacerdote nega a Toante la consegna dei prigionieri, interviene ovviamente il Deus ex machina, la dea Atena, che dice a Toante torna a casa perché questo è il destino, il simulacro deve andare in Grecia, e quindi la cosa si risolve così. Qui salto questa cosa. A questo punto arrivano in Grecia e la destinazione di Ifigenia era Brauron. Brauron è questo santuario le cui rovine sono ancora molto ben visibili e che ci ha restituito straordinarie testimonianze di rilievi, poi ne vedremo qualcuno, e di oggetti, di vasi, eccetera, dove appunto le fanciulle ateniesi dovevano svolgere un periodo di segregazione, cioè venivano tolte dalle famiglie, portate nel santuario, nel momento in cui passavano da bambine a donne, cioè il momento della maturazione sessuale.
Ifigenia di nuovo si sente presa in giro perché di nuovo lei è destinata a educare queste fanciulle. C'è una cosa che mi ha colpito moltissimo. Quando lei arriva al santuario viene accompagnata dalle fanciulle a vedere, diciamo, com'è strutturato, e viene accompagnata soprattutto all'interno del tempio. All'interno del tempio dedicato ad Artemide lei vede degli ex voto, che poi, ripeto, un rilievo lo vedremo anche noi, e poi vede soprattutto dei grandi drappi. Drappi bellissimi, ricamati, vesti finemente intessute, eccetera. E poi dei drappi grezzi, delle stoffe grezze. Capirà dopo cosa sono. Quelle stoffe grezze sono, e noi lo sappiamo perché noi abbiamo l'elenco dei doni del santuario. Queste stoffe grezze sono i racoi. Cosa sono i racoi? Sono i panni che le donne adoperano durante le mestruazioni. Menarca, quindi quel sangue che doveva essere versato nell'altare in Auride, che lei doveva versare in Tauride, ritorna sotto un'altra forma. È il sangue delle fanciulle, il sangue del menarca, delle mestruazioni, è il sangue della deflorazione, è il sangue delle emorragie mortali, perché spessissimo, e questo lo dicono le iscrizioni, in antichità le donne morivano di parto per mancanza di igiene. Qui lascio stare, sono delle scene che mostrano l'arrivo delle fanciulle nel santuario di Brauron, le gare di corsa che facevano. Vi faccio vedere ancora questo rilievo straordinario dove c'è una grande Artemide dietro la quale spunta il muso della sua cerva. C'è il sacrificio che viene compiuto da Antifanes e dalla moglie. Ci sono poi alle loro spalle 3 coppie di figli, probabilmente con i nipoti di Antifanes, eccetera, che hanno portato a Artemide in rendimento di grazia, probabilmente di parti finiti bene, e stanno sacrificando un toro. E con questo io concludo. Questo è tutto di fantasia, perché la fine delle eroine, se non muoiono di morte violenta, assassinate o suicide, le fonti non le raccontano e le immagini neanche. Però a me è piaciuto immaginarla quando oramai è arrivato il suo momento, stanca della vita, uscire dalla stanza che le era riservata nel santuario, recarsi in mezzo al bosco e lasciarsi cadere su quel velo color di croco che l'aveva accompagnata tutta la vita. La mattina, quando non la trovano, ovviamente il santuario è in subbuglio, e allora la cercano dappertutto, finalmente entrano in questa radura e a terra, sull'erba, era steso il velo color del croco sopra il quale sembrava dormire una bellissima cerva dal fulvo pelame. Ifigenia, la fanciulla che non conobbe nozze, aveva lasciato questa terra. Grazie.